Quinta giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Padova, dopo una sosta di 3 settimane, complice la pausa per le nazionali, anche il rinvio della gara con il Marcon, fa visita al Vicenza in un derby che all'andata è finito sull'1-1 biancoscudate, però si sono reduci da 4 risultati utili di fila e vogliono continuare la loro striscia positiva, anche se a partire meglio è il Vicenza con questo tiro di Ganga parato così da Donà. Poi in qualche modo la difesa biancoscudata riesce a spazzare. Non succede molto nel primo tempo, si arriva quindi al 42esimo minuto. Guardate l'azione di Ferrato, praticamente fa fuori 2 avversari che le vanno addosso, rimbalzano e cadono per terra, e così Claudia Ferrato riesce a segnare l'1-0, un'azione da centravanti vero, da centravanti di sfondamento. Claudia Ferrato, che non segnava da quasi 4 mesi, si era fatta male proprio nel derby d'andata contro il Vicenza, quindi una rivincita per lei. E che rivincita, visto che 3 minuti dopo sfrutta così l'assist di Laura Peruzzo per piazzare la sua doppietta e fissare il punteggio sul 2-0 proprio pochi secondi prima del fischio finale del primo tempo. Rivediamo la zampata che non dà scampo all'uscita del portiere. Il Padova mette in ghiaccio la gara già prima dell'intervallo, ma non si accontenta, non si ferma e parte benissimo anche nel secondo tempo. Dopo 8 minuti è la stessa Ferrato che guadagna così un calcio di rigore per l'uscita del portiere Scarmina. Dal dischetto si presenta Ilaria Lancellotti che segna il 3-0, vista l'assenza di Saraina e Lancellotti ad occuparsi del tiro dal dischetto. 3-0 per il Padova dopo 8 minuti del secondo tempo. Le biancoscudate cercano anche il poker con Marianna Fabruccio, deve distendersi il portiere per parare, poi Ganga su punizione becca solo l'esterno della rete. Infine ancora Marianna Fabruccio. 4-0 per il Padova, 13 minuti dal 90esimo. È un trionfo biancoscudato, un trionfo che non viene scalfito nemmeno dal gol della bandiera, il gol della bandiera segnato da Michelotto al 36esimo del secondo tempo sulla respinta di Donà, sulla punizione della solita Ganga. Ma prima del fischio finale dell'arbitro c'è tempo anche per la traversa colpita da Claudia Ferrato, che sfiora così la sua tripletta, ma può bastare per il Padova il 4-1 con cui sconfigge il Vicenza e si porta al 6° posto in classifica.